Venerdì 29 maggio, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buongiorno ancora e noi iniziamo tradizionalmente con il nostro grazie. Grazie 229.785 volte grazie. Grazie ogni giorno c'è il vostro consenso e qualche amico che si aggiunge a questa meravigliosa realtà che è Io Compro Siciliano. Oggi è una giornata speciale perché ancora di più parleremo di quello che rimane sempre un grande punto focale che è questo lifestyle, questo stile di vita che ormai è un marchio, è una scelta consapevole che è legata proprio all'identità, alla qualità, alla provenienza. Ne parliamo sempre e devo dire quest'oggi ancora di più lo faremo con consapevolezza perché fra poco entrerà in diretta uno degli ideatori di Io Compro Siciliano che è Davide Morici e ne parleremo con un eccezionale ospite perché parliamo del presidente Slow Food Sicilia Rosario Gugliotta. Prima di partire con le nostre interviste di quest'oggi, volevamo come sempre ricordare alcuni punti. Innanzitutto ad oggi sono veramente tante le aziende che sono registrate e che hanno appunto dato i loro dati che riguardano proprio le loro aziende. Abbiamo sempre detto compilate il vostro form che trovate proprio nella pagina, nella posizione in alto alla nostra pagina di Io Compro Siciliano. Sapete, sono 3 i punti focali del progetto, della realtà ormai di Io Compro Siciliano. Adesso ne parleremo con Davide Morici. E noi siamo felici di aprire in questo modo questo weekend, parlando quindi dei nostri prodotti e del nostro territorio. Io darei immediatamente il buongiorno a Davide Morici. Entra in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto Buongiorno e a bentrovato. tutti. Buongiorno Katiuska, grazie, Io grazie. sono sempre molto, molto contenta, devo dire, quando abbiamo ospiti che confermano veramente quello che poi è il lavoro che voi 3 ideatori, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, avete poi sempre detto dall'inizio di questo percorso, che era quello di attenzionare questa nostra meravigliosa Sicilia, guardare alle sue eccellenze, guardare al suo territorio. E devo dire l'ospite di oggi è un ospite importante che ancor più parla di territorio. E partiamo un attimino da quello che è Io Compro Siciliano. I 3 punti ne parliamo tutti i giorni, sono 3 punti reali, ormai noi diciamo l'idea, la progettualità è diventata realtà, adesso li casomai velocemente sintetizziamo Davide Morici, ma mi piacerebbe però dire una cosa, Io Compro Siciliano è sicuramente un incubatore di idee, di creatività, di grande amore verso la nostra Sicilia. Abbiamo detto, un marchio, è un lifestyle. Parliamo di Io Compro Siciliano. Hai detto bene, hai raccolto e hai elencato alcune delle parole e dei fatti che si sono susseguiti e oggi sono diventate realtà. Io Compro Siciliano è un contenitore di artigianalità, di sicilianità, di artigianalità d'eccellenza. Io Compro Siciliano sta sposando sempre più filosofie e ce le ha dentro, filosofie che tutelano e puntano a quello che sono i significati forti che oggi stesso ne parleremo appunto con l'ospite eccellente che rappresenta una realtà eccellente, perché poi la realtà è
che rappresenta una realtà che ha fatto rete e che farà, ovviamente ne parlerà lui, che è da esempio ed è stato anche da esempio per noi, con cui stiamo iniziando a dialogare come stiamo facendo con tante altre realtà. Sappiamo bene della progettualità che abbiamo definito nella fase 2 di Io Compro Siciliano, che riguarda il marketplace delle eccellenze siciliane, il portale del turismo, la carta dei servizi per il turista, ma a questo c'è un tanto, diciamo, offline, e mi piace definirlo così, che si sta abbinando, e tante politiche che puntano proprio a quello che è il significato della filosofia. La filosofia, quel lifestyle che non è soltanto agevolare le imprese siciliane, ma agevolare la qualità e far sì che cresca, quindi è sempre quel significato di scelta consapevole che deve essere dentro e insita in ogni consumatore, e per esserci questa scelta ci deve essere la conoscenza, l'informazione. Quindi noi stiamo puntando a chiudere dei protocolli anche che supportino questa informazione, ma con realtà che sono eccellenti. Mi piace anche legarmi a quello che stavi raccontando per quanto riguarda l'incubatore di imprese. Voglio solo raccontare in breve una chiacchierata, ma in verità una chiacchierata ufficiale fatta con una grande realtà, una grande fondazione presente in tutto il mondo, che ha sempre una particolare sensibilità verso l'imprenditoria femminile, che ci ha contattato, ci ha notato, per come tanti oggi ci notano. L'altro giorno da vari punti di vista, anche il mondo della moda, Alviero Martini ha parlato di noi, come dicevi l'altra volta, e comunque questa fondazione ci ha chiesto di creare una collaborazione in funzione di un progetto che parta dal territorio, quindi sviluppo di un progetto che coinvolga l'agricoltura al femminile. Questo fa sì che Io Compro Siciliano è veramente incubatore di impresa, quindi il marchio Io Compro Siciliano sarà messo e comunque sarà da contenitore, farà da contenitore a tanti progetti che vogliamo portare avanti e che ci vengono regolarmente proposti. Quindi si parla di sviluppo, quando parliamo di questo non è altro che sviluppo sano, consapevole, di un'imprenditoria siciliana che si apre nel mondo e verso il mondo. Noi vorremmo adesso chiamare il nostro ospite, naturalmente salutiamo anche Giuseppe Giorgianni e Francesco Caravello. Diciamo che Francesco Caravello in questo momento è in giro per la Sicilia proprio a raccontare i nostri prodotti, e quindi purtroppo in questo momento è impossibilitati a metterci in contatto proprio per problemi di copertura di rete, e lo stesso vale per Giuseppe Giorgiani, che invece sta curando, sapete, anche la parte dedicata proprio alla proiezione, quello che noi diciamo il supporto alle aziende. E siccome noi ci mettiamo la faccia, così come diciamo sempre, chiediamo scusa appunto se in questo momento non ci sono anche loro con noi. Però Davide, io a questo punto ho avuto ieri modo di scambiare qualche battuta con lui al telefono, ho trovato veramente una persona molto preparata e che ricopre bene quello che è il suo ruolo. Siamo felici di avere in questa giornata con noi il presidente Slow Food Sicilia, il dottor Rosario Gugliotta. Buongiorno dottor Gugliotta, grazie di essere con noi. Presidente, siamo veramente felici. Buongiorno a tutti voi, a tutte le persone presenti in questa diretta. Sono molto felice di poter partecipare per la prima volta in questa situazione, appunto a questa piattaforma, a questo sito, a questa pagina che Io Compro Siciliano. Bene Presidente, io devo dire la prima domanda che ieri le ho posto è stata proprio, partiamo dalla cosa basilare, che è la cosa più semplice, perché spesso si parla anche un po' di luoghi comuni, quando magari non si conosce anche bene l'argomento. E quindi io partirei dalla domanda più semplice: cosa è Slow Food? Bene, questa è una domanda che io mi sento fare da almeno 20 anni. Che cos'è Slow Food? E in 20 anni ho dato 2000 versioni diverse, perché Slow Food comunque è un ente, un'associazione mondiale in grande evoluzione, lo è sempre stata, è molto dinamica,
è nata 30 anni fa circa, occupandosi di cibo, più che altro facendo in modo che il cibo potesse essere, diciamo così, al centro dell'attenzione, il cibo locale, il cibo autoctono, il cibo territoriale. Nel tempo ci siamo resi conto che la cosa più importante è come viene fatto questo cibo, chi lo produce questo cibo, quindi è diventato via via, adesso usiamo dire che slow food è il movimento del cibo, è quel movimento del cibo che cerca di far capire bene che cosa c'è dietro il cibo. Noi spesso abbiamo un approccio superficiale con il cibo, pensiamo molto più alla parte esteriore, cioè a due cose principalmente. Se lo andiamo a comprare da qualche parte, badiamo prima di tutto al prezzo, mentre se lo andiamo a consumare in un ristorante, badiamo molto alla forma, un poco al gusto, ma finisce tutto lì. Le cose che noi ci facciamo, le domande che ci facciamo, e così si capisce che cos'è slow food, sono quelle che noi vogliamo conoscere, la storia di quel cibo, vogliamo conoscere chi lo ha prodotto quel cibo, se quel cibo è stato prodotto con ingredienti salubri, con ingredienti autoctoni, oppure una cozzaglia, come molto spesso succede nel cibo che si compra nei supermercati, una cozzaglia di cose di cui non si ha minimamente l'idea né dell'origine né delle varie composizioni. Pochi di noi, quando comprano un cibo nei classici circuiti appunto da supermercato, vanno a capire se dietro quel cibo, nell'etichetta ad esempio, vengono descritti i prodotti. Una delle cose che io consiglio, perché mi capita spessissimo di farlo, dice: ma io allora come lo scelgo questo cibo? Il cibo va scelto se io capisco cosa c'è dentro. Prima mi devo fare la domanda: ma io capisco le cose che ci sono dentro? Perché se ci sono delle formule chimiche o delle parole molto spesso legate al marketing, è molto spesso un cibo artefatto, e siccome non è solo una questione di moda, ma il cibo è l'unica cosa che tutti i giorni noi mangiamo, e per tutta la vita questa triade di cose non ce l'ha nessun elemento probabilmente al mondo, quindi è la cosa a cui forse noi dobbiamo dare maggiore attenzione. Allora, slow food, per tornare alla prima domanda, è quel movimento del cibo che presta attenzione a chi lo ha prodotto e come è stato prodotto, e andando un po' più a fondo di capire se questo cibo nel rapporto con l'ambiente in cui è stato prodotto ha fatto dei danni o meno, è in sintonia col territorio in cui è stato prodotto. Questo è un altro aspetto importantissimo, e non è una fisima di pochi gastrofighetti come qualcuno in passato ci ha chiamato. Noi invece siamo proprio veramente, andiamo al sodo e siamo sulla cresta dell'onda a livello europeo. A livello mondiale si parla sempre di più di agroecologia. Bene, noi abbiamo da 20 anni, Carlo Petrini, il nostro fondatore, ha da 20 anni coniato un motto che è buono, pulito, giusto, e noi abbiamo aggiunto sano per tutti. In queste parole che ora vi dirò c'è tutta slow food. Buono significa che un cibo deve essere organoletticamente di qualità, non eccellente. Mi sentirete dire poche volte la parola eccellente, perché eccellente ha una radice che significa eccezionale, e se un cibo è buono non deve essere eccezionalmente mangiato, deve essere disponibile tutti i giorni se un cibo è di qualità. Quindi chiamiamolo cibo di qualità come prima cosa. Poi pulito, buono, pulito e giusto. Pulito sta per rispetto verso l'ambiente, ed è imprescindibile che oggi ci sia un rispetto verso l'ambiente, perché noi viviamo in questo stesso ambiente, e quindi il rispetto verso l'ambiente è una cosa naturale. È insito nelle piccole produzioni artigianali, e poi verremo alla Sicilia, perché ci dobbiamo arrivare alla Sicilia, che stiamo parlando di io compro siciliano, dobbiamo arrivare alla Sicilia.
io sono il referente di Slow Food Sicilia, parleremo della Sicilia. Abbiamo un grande vantaggio rispetto a tante altre regioni, un enorme vantaggio. Siamo l'isola, siamo la regione più ricca di biodiversità del mondo. L'1% di tutta la biodiversità è in Sicilia e la Sicilia rappresenta niente rispetto a tutto il territorio mondiale. E quindi pulito significa che noi ancora abbiamo produzioni pulite, rispettose dell'ambiente. La terza cosa è attualissima ed è giusto, buono pulito è giusto. Giusto significa una giusta retribuzione verso chi produce, e noi stiamo lanciando delle azioni contro cioè con una lotta verso il caporalato. Noi non dobbiamo più mangiare delle cose in cui vengono sfruttati i produttori, e i produttori non sono sfruttati semplicemente con il caporalato, ma tutti i produttori, i piccoli produttori, perché sono esclusi dalla grande distribuzione, e quindi questa è una vessazione che noi dobbiamo cercare di portare avanti. Ultima cosa è salubre. Salubre, buono, pulito e giusto è sano. Sano significa che il cibo, proprio perché lo mangio tutti i giorni ed è direttamente correlato alla mia salute, non mi deve far male, e quindi è un concetto fondamentale. La parola, l'ultima che abbiamo aggiunto, per tutti. Il cibo di qualità è un diritto per tutti e dobbiamo dare la possibilità che questo avvenga per tutti. Pensate quante cose faccia Slow Food, per rispondere alla domanda. Presidente, io adesso la seguivo con attenzione. Lei diceva quindi buono, pulito, giusto, sano per tutti. Mi sembra che tutto questo in realtà confluisca in quello che poi è sempre un messaggio forte, che è identità, qualità, provenienza. In tutti questi punti in realtà c'è identità, qualità, provenienza. Sì, siamo assolutamente in linea su questo. Noi lo facciamo da 30 anni in Italia, io personalmente da 20 anni in Sicilia. 20 anni fa eravamo delle mosche bianche, adesso tutti parlano di questi principi. Allora, come si deve declinare adesso? Adesso non c'è più bisogno di dire che vogliamo un cibo buono, pulito e giusto. Adesso il paradigma è un altro: come fare a riconoscere un cibo vero, un cibo che abbia queste caratteristiche, perché anche la grande distribuzione, anche le grandi aziende, quelle che vengono chiamate industrie alimentari, che è un ossimoro, un alimento, un'agricoltura non può essere industriale, ma lo è purtroppo, deve tener conto di queste cose, e ne ha tenuto conto così tanto che le pubblicità, vedi Mulino Bianco per prima, ci inducono a pensare che tutto il cibo proposto da queste sia genuino, sia con tutti i valori che noi invece che portiamo avanti. Quindi noi stiamo facendo una battaglia di cui altri si stanno appropriando, ed è questo che dobbiamo stare attenti. E io ringrazio appunto il vostro Io Compro Siciliano, perché ci dà la possibilità di dire di stare attenti. Faccio un esempio. Diciamo che una delle produzioni tipiche nostre è la provola, ok? La provola è una produzione molto caratteristica anche della Sicilia, ma tutti possono fare la provola prendendo del latte in polvere, mettendolo insieme e facendolo in maniera industriale, oppure come fa la nostra amica Grazia Invidiata sulle Madonie, tenere le mucche, mungerle, tenerle nel benessere a pascolare libere, o quantomeno non libere però a pascolare, e fare il latte e la provola con il latte crudo. C'è una differenza enorme, perché con il latte crudo, a parte la garanzia che abbiamo che quel latte venga dalle Madonie, ma noi potremmo sentire i sapori, i sentori delle Madonie, cioè di quello che hanno mangiato le mucche. Quindi la cosa qual è? Non restiamo superficiali, il cibo ha bisogno di maggiore attenzione, e allora nella scelta quello che noi facciamo almeno negli ultimi 10 anni è quello che si chiama educazione al gusto,
cerchiamo di educare i soci Slow Food, che sono tantissimi, a scegliere bene il cibo. Questa è la lotta di oggi. Noi saremo vincitori se riusciamo non solo a portare avanti i principi, che è sacrosanto che si portino avanti, ma che insieme possiamo aiutare le persone a scegliere il cibo vero, che non è facile, perché ci sono insidie dappertutto. Mi piace moltissimo questa cosa che lei dice, vado un attimino da Davide Morici. Il presidente, in questo momento, il presidente Gugliotta diceva appunto è importante la scelta e soprattutto quello che poi è, attenzioniamo soprattutto quello che mangiamo, seguendo, perché sono fondamentali poi i passaggi. Questa è una cosa anche in Io Compro Siciliano importante, nel senso che voi anche poi in quelle che sono le scelte legate un po' al supporto, no? Quando diciamo il supporto alle aziende, anche il suggerimento rispetto al fatto di spiegare bene quello che è il proprio prodotto, questa è una cosa che, alla quale Io Compro Siciliano è molto attento, mi sembra, che è proprio di attenzionare bene tutti i passaggi affinché, come dire, quello che poi viene presentato è un prodotto finale buono e che però ha dietro le spalle dei passaggi importanti. Assolutamente sì, io penso che anche, ritornando alle parole di scelta consapevole, qualsiasi evento, noi oggi parliamo di stile di vita, perché poi alla fine Slow Food porta avanti anche questo stile di vita, perché è quello di saper scegliere, e per saper scegliere devi conoscere, e per conoscere devi iniziare a spiegare, devi attivare dei processi che facciano conoscere, perché penso che, proprio riferito, ha fatto l'esempio del mucche, ma ieri sera mi capitava di parlare del maialino de Nebro, c'è anche da capire cosa mangia, c'è da dove, quindi c'è tutto il processo, quindi non solo la seconda fase che deve essere originale, ma anche da dove, quello che diamo a mangiare al nostro capo, in questo caso o il maialino o la mucca, quindi sono tanti processi che sicuramente per arrivare a questa sensibilizzazione, a questa coscienza e a questa preparazione bisogna informare, perché il cambiamento, questi sono cambiamenti anche culturali forti, che non toccano soltanto l'aspetto vero e proprio del prodotto che vado a comprare e che sono certo che è originale con tutti i vari processi, ma che partono dal cittadino. Noi abbiamo l'esempio di Io Compro Siciliano, che io la definisco una popolazione, parliamo di 230.000 utenti, è tutto l'indotto, una città. In Sicilia 230.000 utenti li fa Messina, non so, e 230.000 abitanti, o siamo giù di lì, per dire che una popolazione mista, varie estrazioni. Questi messaggi che devono arrivare attraverso l'informazione e attraverso dei processi anche di comunicazione che portano qualificati, e sicuramente la sinergia con Slow Food possono portare a questo, perché loro sono l'eccellenza, il riferimento numero uno al mondo per quanto riguarda l'informazione giusta e cosa sapere prima di scegliere, cosa sapere prima di avvicinarsi a un prodotto. Anche perché c'è un altro aspetto, e là mi piace anche creare il collegamento col Milan Urban, che è questa anche realtà internazionale con cui abbiamo chiuso e stiamo lavorando per portare avanti dei processi di sensibilizzazione verso quello che è il sano, il prodotto autoctono. Noi oggi purtroppo nelle nostre tavole abbiamo dei prodotti che non solo c'è il problema che non sono originali, ma che hanno anche delle controindicazioni e portano anche a, scusate che lo dico, tra virgolette, a malattie, si sa, ci sono tante situazioni che nascono proprio da quello che noi mangiamo. Quindi la scelta consapevole è un significato forte, è un significato forte che dobbiamo tramandare, e soltanto attraverso l'informazione e i giusti protocolli possiamo arrivare a questa capacità di saper scegliere, di questa scelta consapevole. Io Compro Siciliano in prima linea sposa ovviamente tutto questo. Io vorrei adesso ritornare un attimo dal Presidente, ma permettetemi di fare qualche saluto.
Allora, il saluto Pasquale Palazzolo, la nostra terra bella e tutti i prodotti buoni, salute, amore e fortuna. Malia Lopinto saluta, il Faraone Palermo, buongiorno Katiuska, Grande Davide, buongiorno al vostro ospite. Chiara Seidita, buongiorno a tutti. Paolo Intravaglia, buongiorno. Rossana Zappalà, bisogna educare la gente iniziando dai bambini ad una alimentazione consapevole. Ancora Sofia Giusi saluta, condivido, bisogna mangiare sano. Ancora Gianni Rossi, Sergio Potini, il Faraone Palermo dice: essere buongustai è importantissimo, già il primo morso si capisce subito se il prodotto è di qualità oppure no. Questa è un'educazione già da piccoli, almeno parlo di me stesso, come assaggiare un vino per esempio, si capisce se è genuino oppure no, insomma questione di conoscenza alimentare, quindi è importante, così come dicevate, come diceva Davide Morici, così come diceva anche Rosario Gugliotta, il nostro presidente di Slow Food Sicilia, diceva è importante conoscere. Bene, Presidente, io devo dire, mi piacerebbe con lei parlare, ci sarebbe veramente tanto da dire, parlavamo di quelle che sono poi le iniziative Slow Food, sono tantissime, ma mi piacerebbe soffermarmi su una che penso sia proprio la più longeva fra le manifestazioni Slow Food e siccome parlo da siciliana ci inorgoglisce e mi piacerebbe che lo condividessimo con chi in questo momento ci sta ascoltando. Sì, stiamo parlando di Salina Isola Slow. Salina Isola Slow è nata come manifestazione, ma diciamo così è una soprattutto è diventato un evento, è diventato un modello Salina. Allora, Salina Isola Slow esiste dal 2004, quindi l'anno scorso ha fatto la 16ª edizione ed è in Sicilia la manifestazione, l'evento più longevo e continuativo. Si è sempre basata su una cosa importante. 20 anni fa si andava nelle isole esclusivamente perché c'era il mare bellissimo, il sole meraviglioso, eccetera. Però l'isola, in questo particolar modo Salina, aveva altre qualità, quella di essere un'isola verde, un'isola agricola. Allora Slow Food, che di agricoltura vive, ha individuato in questo territorio, in questa isola, l'isola esempio, isola che è diventato un modello in cui l'attrattore per il turismo, che diventa quindi sostenibile, è diventato il prodotto agricolo. Il cappero di Salina, presidio Slow Food, è una coltura diciamo così molto diffusa appunto a Salina, ma poi c'è anche la malvasia e ci sono tantissimi altri prodotti. Questo fatto ha fatto in modo che di organizzare una manifestazione centrata proprio su questi prodotti e nello stesso tempo il modo di far conoscere l'isola attraverso questi prodotti, ma poi in tutti i suoi angoli. Questo è diventato quello che noi abbiamo poi chiamato modello Salina e per 16 anni consecutivi lo abbiamo sviluppato in 3 giornate. Di solito appunto il venerdì, sabato e domenica dell'ultima settimana di maggio. Oggi la sottolineo perché oggi è il venerdì dell'ultima settimana di maggio. Allora in questi 3 giorni si conosce un territorio alla volta. Il venerdì di solito si facevano delle attività e delle manifestazioni a Santa Marina e a Lingua, il sabato a Malfa e la domenica a Rinella e Leni, che sono i 3 territori, i 3 comuni di Salina. Allora quest'anno, con le situazioni che ci sono in questo momento, non si poteva fisicamente fare. Allora, per non perdere la continuità di questa meravigliosa, diciamo così, evento, manifestazione, abbiamo deciso, lo ha deciso la condotta delle isole Slow. Ora vi devo dare quest'altra informazione molto importante.
Slow Food è suddivisa in condotte, ci sono le sezioni, chiamiamole così. Ebbene, le sezioni c'è quella di Messina, quella di Catania, quella di Palermo, lo si può immaginare, ma abbiamo fatto una sezione dal 2013, quindi già 7 anni, unica in Italia, in cui abbiamo messo insieme non le isole eolie, che era facile, ma tutte le isole siciliane, e infatti è la condotta delle isole slow siciliane, che nascono da un progetto diciamo mediterraneo, che sono le isole slow, e che sono quelle isole caratterizzate da questa agricoltura, da queste caratteristiche che tutte le nostre isole siciliane hanno. Quindi, fondata la condotta, si è fatta, già da prima c'era la manifestazione, si è continuata questo evento che viene organizzato da questa condotta. Dicevo che quest'anno la condotta delle isole slow siciliane, supportata da Slow Food Sicilia, farà la 17ª edizione online, e in questo momento è la prima volta che noi lo diciamo dal vivo. Oggi ci sarà la prima giornata, che potrete seguire sulla pagina Facebook di Slow Food Sicilia e poi a seguire da tutte le altre, dell'edizione online, e parte proprio oggi. Ecco, la prima volta che vi do questa cosa in anteprima assoluta. Oggi alle 17 collegatevi con la pagina di Facebook di Slow Food Sicilia, e dove adesso vedremo che ci sarà, perché ci sarà la prima puntata dedicata a Santa Marina e Lingua. Le puntate tutte, perché domani ci sarà la seconda puntata alle 17 e poi domenica la terza, dedicata ai 3 territori di Salina. Le puntate sono divise in una prima parte che abbiamo chiamata Slow Tour, in cui si vedranno delle cose meravigliose, mai viste come prospettiva naturalistiche di Salina, dei punti di vista veramente unici. Poi ci sarà una seconda parte che abbiamo chiamato i laboratori del gusto, in cui vengono descritti i prodotti agricoli dell'isola, e una terza parte in cui dei ristoratori si sono autoprodotti un video di massimo 2 minuti, ed è stata un'impresa. E tutto questo materiale è stato prodotto in house, cioè dire ciascuno se l'è prodotto, e Slow Food Sicilia sempre con dei volontari. Non abbiamo dato incarico, perché questo in questo momento è così, l'abbiamo montata noi di Slow Food Sicilia. Quindi sono delle cose vere, quelle che vedrete sono le vere persone di Salina, i veri produttori, i veri personaggi che troveremo poi a Salina. E noi, Presidente, saremo assolutamente lì, perché non possiamo mancare, perché il Presidente diceva poc'anzi nel raccontarci questa 17ª speciale edizione in contingenza al periodo che stiamo tutti vivendo, però prima diceva una cosa importante, che la condotta raggruppa insieme, quindi vedete questa parola insieme continua ad essere ridondante nei nostri appuntamenti. Permettetemi di leggere questi messaggi che sono arrivati. Chiara Seidita scrive: penso che la scelta consapevole è sinonimo di sapere e cultura. Sono una fedelissima supporter di Io Compro Siciliano, sia da artigiana, da consumatrice, che da stile di vita. Penso che il connubio Io Compro Siciliano e Slow Food è un matrimonio perfetto affinché si affermi in Sicilia e nel mondo e si promuova la Sicilia come luogo di qualità, identità, provenienza e conoscenza. Vedo già attività itinerante di informazione alimentare. Bravi. Beh, devo dire che io, un po' leggendo questo messaggio, a questo punto mi viene assolutamente spontaneo, Presidente, chiedere a lei, ma chiedere a Davide Morici. Beh, secondo me, quando noi parliamo di rete, e il Presidente adesso lo stava dicendo, Davide Morici diceva noi insieme
perché insieme secondo me si può veramente fare tanto di più. Quindi devo dire buono, pulito, giusto, sano corrisponde a identità, qualità e provenienza, che sono punti cardine sia di Slow Food che di Io Compro Siciliano. Ci sono tutti i presupposti affinché si possa veramente immaginare insieme una Sicilia sempre più grande. Assolutamente, sempre più grande, e poi dove c'è qualità, dove ci sono questi comuni intenti, sicuramente possono nascere grandi e belle cose e durature. Noi siamo vicini, assolutamente felici e onorati di oggi avere Saro Gugliot, che rappresenta Slow Food Sicilia, ma in generale di avere contatti e anche intraprendere iniziative. Vedevo il commento, proprio quello dell'informazione alimentare, che è fondamentale. La formazione oggi su tutti i settori è quell'elemento che ti permette il salto. E mi piace anche citare che con questa esperienza che stiamo vivendo del problema Covid, tutto questo io lo definisco, come sai bene, reset che abbiamo forzatamente ottenuto, seppur l'uomo ha la grande capacità di reinventarsi. Vedi oggi la manifestazione di Salina in versione online, quindi anche questa è una novità, quindi l'uomo non si ferma mai in quanto essere umano, ma devo dire che ci ha un po' livellati tutti, livellati nei valori sia della vita, ma anche nei valori di quello che è il sano, il giusto, il significato di qualità, e quindi possiamo veramente rafforzare la rete che spesso non ha funzionato partendo da quei valori. Oggi noi nel nostro piccolo, perché siamo nati da poco, lo stiamo facendo, ma nel nostro grande, perché abbiamo eccellenti interlocutori come quello di oggi. Quindi ci sentiamo onorati e anche un po' grandi, perché dialoghiamo con loro e speriamo sempre di creare la giusta sinergia, ne sono fiducioso, per portare avanti la Sicilia in qualità. Dove c'è qualità c'è anche permanenza nel tempo. Dove c'è improvvisazione ci può essere un flash, ma poi svanisce tutto, e noi dobbiamo vendere la nostra qualità e la nostra identità. Made in Sicily. Presidente, siamo proprio alle ultime battute. Devo dire, bellissime le parole di Davide Morici, bellissimo quello che tra l'altro è anche, come vedete, come sentite, la partecipazione da parte di questo gruppo che, come dico io tutti i giorni, sono 230.000 presenze che hanno scelto, e forse un po' quello che adesso diceva Davide Morici. Oggi c'è una scelta più consapevole, più forte, forse perché proprio ci siamo anche ritrovati in un periodo in cui ci siamo fermati e la riflessione è stata veramente molto, molto sentita. È possibile proprio che si riparta con una chiave diversa, Presidente? Sì, io lo auspico tantissimo, e diciamo che non voglio dare troppi meriti a Slow Food, ma stiamo raccogliendo il frutto di 30 anni di lavoro. Cioè io personalmente 20 anni che cerco di portare avanti questi discorsi. Adesso sono non più legati a una piccola nicchia di persone, ma se già 200.000 e tutti i nostri, parliamo di milioni di persone, io vorrei chiudere con un motto che ha coniato ultimamente proprio Carlo Petrini, il nostro fondatore, e la dice tutta su questo, che è forse la sintesi di tutto. Noi abbiamo a che fare spesso con dei giganti che sono le multinazionali, ok? Allora il motto è questo: loro sono giganti, noi siamo la moltitudine e vinceremo noi. Ci piace. Allora permettetemi di ancora fare tanti saluti, arrivano da tanti amici che si sono collegati oggi: Salvatore Vizzì, Salvatore Castelli. Good morning ragazzi, continuate questo percorso che sarà un mezzo importante per valorizzare la nostra amata terra, che a noi che siamo all'estero ci riempie d'orgoglio. Volevo fare anche un saluto speciale a tutti i siciliani
che non vivono in Sicilia, sono tanti gli amici che fanno parte anche del gruppo di Io Compro Siciliano, molti gli amici che vivono in Italia ma anche in giro per il mondo, quindi un saluto affettuoso anche a voi, grazie come sempre. Ancora Giovanni Cavarretta, John Blandi proprio da New York sta scrivendo: buongiorno Katiuska, sereno weekend a te e a tutti gli ospiti, quindi John saluti a voi. Ma c'è Stefania Caccamo, qui leggo appunto l'ultimo messaggio: buongiorno, Io Compro Siciliano, Salina è un'isola stupenda, perché non pensate a un evento Slow Food Io Compro Siciliano insieme? Siete orgoglio internazionale, grazie. Beh, io a questo punto mi fermerei su questo ultimo messaggio, perché Presidente, parlo sia con il Presidente Gugliotta, Slow Food Sicilia, e parlo anche con Davide Morici. Beh, io direi mi fermo su questo messaggio della nostra amica. Chissà, vedremo. I presupposti ci sono. La volontà c'è anche da parte nostra, anche io mi piace citare gli altri due fondatori, che poi alla fine siamo una squadra e rappresenta la Sicilia, che è riuscita a fare la rete, che sono Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, sempre impegnati in tutto, e assolutamente la volontà c'è da parte nostra e da parte di tutta la Sicilia di lavorare per la qualità e il bello, quindi eventi da organizzare con piacere. Slow Food per noi sarebbe un onore. Ma sono fiducioso, perché dove c'è volontà, qualità, oggi abbiamo un passo diverso. La Sicilia ha un passo diverso, i siciliani hanno un passo diverso. Se mi permettete, anch'io devo dire che non sono solo, assolutamente, anzi io non sono neppure il presidente, perché adesso ci chiamano portavoce, che poi significa che io faccio da portavoce rispetto a un gruppo anche qui molto importante. Solo 7 sono del direttivo di Slow Food Sicilia, ma pensate quante 23 condotte, 23 sezioni in tutta la Sicilia, ognuna con il proprio comitato di condotta. Stiamo parlando di centinaia, e poi alla fine con tutti i soci siamo migliaia di persone che hanno una tessera Slow Food, soci Slow Food. E quindi io non sono nessuno, rappresento questa moltitudine. Ricordatevi questa parola: noi riusciremo a vincere perché noi siamo moltitudine. Condivido. Io volevo, prima di chiudere questo appuntamento, volevo ringraziarvi per questa giornata bellissima che avete dedicato a noi e a chi ci ha seguito e continuerà a seguire i nostri appuntamenti. Volevo dire, domani ci sarà un altro appuntamento da seguire, saremo con Giovanni Scalia, amministratore delegato GESAP Palermo, e quindi parleremo di accoglienza, aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Parleremo con 2 grandi artisti che rappresentano eccellenza artistica, sono Sergio Vespertino e Maurizio Bologna. Parleremo di cinema, teatro e soprattutto amore per la propria terra e il proprio lavoro. Io a questo punto volevo ringraziare il nostro speciale ospite di oggi, e lo volevo fare a nome della nostra moltitudine, così ci piace dire, Presidente. Volevamo ringraziarla perché voi da sempre credete che il buono, il pulito, il giusto, il sano sia per tutti. Quindi grazie al Presidente Rosario Gugliotta per aver accettato questo invito. Volevo ringraziare Davide Morici, Giuseppe Giorgiani, Francesco Caravello, ideatori di questo progetto di Io Compro Siciliano, perché noi siamo orgogliosi di essere moltitudine. Grazie per essere stato con noi, Presidente Gugliotta. Grazie a tutti. Davide Morici. Noi continuiamo a credere nella Sicilia. Presidente, questa è una cosa che io chiedo a tutti gli ospiti che partecipano al mio live, al nostro live. Potrebbe gentilmente venire un po' più avanti verso la camera?
Certo. Innanzitutto diciamo, oggi alle 17 mi raccomando tutti collegati per un evento speciale, quindi seguite tutti alle 17 questo evento sulla pagina Slow Food, perché ma anche dentro i nostri, perché noi lo invieremo, lo manderemo dentro i nostri canali. E soprattutto condividete, perché questo significa parlare di qualità e identità e provenienza della nostra terra. Ma Presidente, adesso noi chiudiamo così. Io compro siciliano. A noi ci piace! Grazie Presidente! Grazie Presidente, grazie. Grazie a voi. Grazie.